Allora, oggi si sono riuniti i direttivi di bus operator e taxi di Confartigianato e hanno discusso di un tema che è molto sentito nel settore, che è quello del riordino della viabilità aeroportuale all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Abbiamo sviscerato e analizzato tutto il lavoro fatto in questi mesi di confronto più o meno positivo sia nei confronti di ENAC che nei confronti della SAVE, che è l'ente gestore, e abbiamo mostrato il lavoro svolto. Come Confartigianato abbiamo diciamo così, privilegiato il confronto e il dialogo rispetto a posizioni velleitarie che in qualche modo potrebbero irrigidire le parti al tavolo. Confronto che anche questa mattina è stato positivo tra tutti gli operatori, dove ognuno ha potuto verificare il rispetto delle proprie esigenze sia funzionali che operative all'interno dell'aeroporto e verificare diciamo così, che è stato garantito l'accesso a tutti gli operatori, qualunque essi siano, con modalità, tempi e fruizione degli spazi in funzione sia della tipologia di attività, quindi delle autorizzazioni o licenze in essere, sia soprattutto in un modo equilibrato, consentendo a tutti di usufruire degli spazi senza posizioni di monopolio o comunque posizioni di, diciamo così, dominanti. È stata fatta una tabella di comparazione tra la situazione di prima e adesso? Per far capire ai colleghi proprio la situazione ante riordino di viabilità e quello che avverrà nei prossimi giorni, abbiamo mostrato una tabella appunto che in qualche modo va a individuare le operazioni di carico e scarico come avvenivano antecedentemente alla data odierna e come avverranno poi, sia per il settore taxi che il settore NCC. Per quanto riguarda il settore NCC, il miglioramento è evidente in quanto prima in determinati spazi dell'aeroporto potevano accedere solo circa 10 operatori e non la complessità e non la totalità degli stessi. Oggi, a fronte di un contratto di subconcessione, è consentito l'accesso a tutti i titolari di autorizzazione con un menu modulabile sulla base delle proprie necessità. Quindi avremo l'operatore occasionale che ha una serie di passaggi limitati nel tempo e giornalmente, ma in quanto occasionale sono sufficienti a garantire un minimo di operatività. Abbiamo invece gli operatori che hanno un approccio all'aerostazione più frequente per ovvi motivi e questi potranno avere un menu da scegliere in funzione delle rispettive esigenze e prerogative. E da questo punto di vista la scelta economica e funzionale è ampia e abbiamo la speranza e anche la convinzione che avendo ottenuto da parte di SAVE, ma soprattutto grazie al contributo di ENAC, avendo ottenuto che il tavolo rimanga aperto e non sia chiuso, se avremo capacità, convinzione e idee nei prossimi mesi, potremo ulteriormente migliorare quello che alcuni operatori hanno definito come un buon inizio, sulla quale poi andare a innestare quelle che sono le esigenze e le evidenze che in qualche modo scaturiranno dall'operatività quotidiana, perché poi è il quotidiano, il vivere quotidiano all'aeroporto, che ci darà delle indicazioni se abbiamo fatto un lavoro che comprende la totalità dei casi o se vi è necessità di andare in qualche modo a migliorare, a incrementare o sviluppare qualcosa di diverso. Quindi l'accordo non è ancora perfezionato, ma sarà definito nel corso dei prossimi mesi. Uno dei grandi successi che abbiamo ottenuto rispetto su questo tavolo è intanto di vedere riconosciuto il ruolo delle associazioni e degli operatori come soggetto attivo e partecipante sul tavolo, cosa che fino a prima non era così chiara e non era così, diciamo così, reale. È stato ottenuto che a cadenza mensile per un anno questo regolamento proposto da SAVE e i relativi atti di subconcessione saranno monitorati e verificati con cadenza mensile a partire dalla prossima riunione del 30 aprile, dove andremo diciamo così, a entrare nel merito delle singole questioni che sono state poste in questi 6 mesi di trattativa alla luce di quell'esperienza del primo mese di applicazione. E abbiamo la consapevolezza e anche la certezza che su alcune questioni si potrà ancora migliorare, come effettivamente lo si è fatto in questi 6 mesi, dove da una situazione di partenza diciamo così abbastanza penalizzante per le imprese si è giunti dopo 6 mesi di trattativa serrata a una situazione migliore.
proprio con il lavoro, la costanza e la capacità propositiva. Se avremo ancora questa capacità in futuro e se gli operatori ci daranno questa forza e questo sostegno, abbiamo fiducia che faremo il bene delle nostre aziende e raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati. Quindi potremmo dire alle imprese del settore autonoleggio e taxi che si tengono in contatto con le proprie associazioni in modo tale da seguire l'evolversi della situazione. Ma questo regolamento è un brogliaccio, in quanto proprio il termine brogliaccio dà il senso di un lavoro in divenire. Se il settore taxi e il settore noleggio non conducente avranno voglia di intervenire nel merito delle questioni, noi come associazioni siamo a disposizione per migliorare. Il concetto base che è stato riconosciuto attraverso anche un protocollo d'intesa è il diritto agli operatori di accedere all'aeroporto, ma anche il diritto di SAVE a percepire un corrispettivo per i servizi che la stessa fornisce agli operatori. Questo diritto ormai è riconosciuto e il brogliaccio di regolamento questo accerta, e il diritto è sulla base della convenzione che SAVE è in essere con ENAC, la quale stabilisce che per l'utilizzo di spazi e di servizi all'interno della stazione gli operatori, siano essi professionali o occasionali o comunque che operino in regime di impresa, devono sostenere una parte dei costi che SAVE ha per la manutenzione, la pulizia del verde, il riscaldamento piuttosto che il decoro del sedime aeroportuale. Questo regolamento può aprire la possibilità di limitare o diminuire quantomeno il fenomeno dell'abusivismo? Allora, questo è un regolamento che va a individuare all'interno dei settori del trasporto persone, taxi e NCC, attraverso il proprio titolo autorizzativo e la propria licenza, le modalità di carico e di prelevamento dell'utente. Sostanzialmente sono state individuate 4 tipologie di operatori e sulla base di queste 4 tipologie di operatori, 2 per il settore taxi e 2 per il settore noleggio, sono state individuate delle aree, delle modalità e dei tempi ben precisi di carico. Questo per evitare quello che succedeva fino a ieri, dove invece c'era un troppo o un evidente lassismo da questo punto di vista e pertanto quelle che sono le regole condivise di mercato, di concorrenza, di libertà di impresa in qualche modo venivano scavalcate da comportamenti non trasparenti. Questo regolamento, avendo individuato le 4 tipologie, le 4 modalità operative di carico del cliente, consente di monitorare la situazione, di fare in modo anche di programmare le attività di impresa nel rispetto delle norme, avendo chiari i costi e i propri diritti e i propri doveri. E da questo punto di vista quindi costruire la propria attività anche dal punto di vista commerciale in modo efficiente e trasparente e soprattutto nell'interesse dell'utente, che è il nostro principale bene comune, il quale se troverà un servizio di qualità professionale e sicuro sceglierà sicuramente le nostre imprese, indipendentemente dal fatto che siano taxi o siano NCC, proprio perché trova un servizio di qualità e professionale. Viceversa, prima con questa mancanza di regolamento si potevano insinuare tra operatori corretti che comunque fanno parte della stragrande maggioranza del settore, si poteva insinuare qualche operatore che invece, proprio per non essere sufficientemente regolati in spazi aeroportuali, poteva offrire dei servizi con il non necessario livello di qualità, con il non necessario livello di sicurezza e con il non necessario livello di professionalità, che poi si traduce in trasparenza nei confronti dell'utente. Situazioni del genere si sono verificate in altri aeroporti italiani? Che risulta? Beh, la situazione è che l'accesso agli aeroporti è regolato e soggetto a corrispettivo, è una cosa comune a tutti gli scali italiani, con delle modalità di accesso differenti, con delle modalità di accesso che a prima vista potrebbero sembrare anche più semplici, ma non dobbiamo mai dimenticare 2 fattori. Uno, che l'aeroporto di Venezia, oltre che essere il 3° aeroporto d'Italia, è anche il più grande aeroporto del nord-est e pertanto c'è una pressione di operatori significativa rispetto ad altre realtà come Verona o come Bologna, che invece non hanno una pressione di operatori di questo tipo in funzione dei movimenti passeggeri. La seconda questione che si deve tenere presente è la questione degli spazi.
L'aerostazione è un gioiellino, dal punto di vista architettonico è una delle più belle che abbiamo in Italia, però è l'unica costruita su 2 livelli, cioè è costruita su 2 livelli come altre, ma non ha gli spazi usufruibili che hanno altre realtà. Pertanto questa conformazione a 2 livelli e il fatto che gli spazi usufruibili siano limitati purtroppo deve far capire agli operatori che l'accesso deve essere regolamentato e modulato in funzione di queste 2 esigenze. Si è tentato di fare il miglior lavoro possibile con i dati anche, diciamo, numerici che si sono potuti estrapolare dalla situazione pregressa. Naturalmente se in futuro avremo dei dati sui passaggi, sui tempi di carico che ci consiglieranno di proporre sul tavolo a Save delle soluzioni diverse, credo che da questo punto di vista Save sia ben disponibile. Sulla questione del parcheggio polmone si era già individuato, è stata già una prima missione sul fatto che Save riconoscesse che l'attuale localizzazione poteva in qualche modo avere delle criticità. Sarà nostra cura come commissari di fare un lavoro di monitoraggio e dimostrare che queste criticità sono più o meno reali ed eventualmente collocare il posteggio polmone in un'area più confacente o più utile per le sue esigenze del servizio. Ci sono altri aspetti di dettaglio oltre al parcheggio polmone che dovranno essere definiti in seguito, per esempio l'informazione tramite un apposito tabellone da collocare fuori l'aeroporto. Allora, per quanto riguarda l'informazione degli operatori, Save ha sempre dimostrato un'attenzione non buona, nel senso che ha capito le esigenze. La difficoltà è quella di individuare le aree e quindi fare le necessarie opere infrastrutturali per dotare le aree di questi monitor, che vuol dire portare i cablaggi e l'alimentazione dei monitor quando un'area è ben individuata e certa, proprio per evitare spese inutili. Da questo punto di vista l'aver individuato l'attuale localizzazione del polmone a breve consentirà a Save di predisporre le opere per monitorare, per fornire il parcheggio polmone di un monitor sul quale saranno indicati gli orari di arrivo e di atterraggio degli aeromobili. Esiste già oggi un tabellone all'ingresso invece dell'area dedicata di carico al piano arrivi, dove praticamente dà la situazione di quanti stalli sono liberi e quindi se c'è un semaforo verde per accedere o meno. Suggeriamo agli operatori che conosciamo particolarmente attenti a quelle che sono quella che è la tecnologia, di utilizzare quei sistemi che in internet e nel web si trovano per monitorare la situazione degli arrivi presso gli aeroporti italiani. Mi riferisco al sito Flight Radar 24, il quale dà in tempo reale la situazione degli aeromobili di ogni aeroporto del mondo, ma in particolar modo dell'aeroporto di Venezia, e permette di percepire in qualche modo la situazione degli arrivi, in attesa che appunto questo monitor sia installato e a disposizione degli utenti. In buona sostanza, credo che il gruppo Confartigianato voglia puntare più sull'organizzazione futura piuttosto che il contrasto nei confronti di Save, è così? Allora, la crisi è una crisi che si fa sentire per tutti i settori e anche nel nostro settore sta colpendo duro le nostre aziende. Resistiamo per la capacità dei nostri imprenditori di essere attivi sul mercato. L'aeroporto è un'opportunità. Oggi avere un regolamento che disciplina per tutte le modalità di accesso ci consente di andare sul mercato con una serie di servizi e prodotti e a tariffe particolarmente convenienti, in grado di dare delle risposte effettive a quella che è la mobilità degli utenti. Da questo punto di vista noi dobbiamo chiudere questa partita del regolamento proprio per andare a verificare quali spazi si possono, si devono o riusciremo a aprire nell'ambito del mercato della mobilità. E questo è l'unico modo per in qualche modo far fronte a una crisi che purtroppo non sarà semplice, ma che ci deve insegnare a cambiare il nostro modo di fare impresa e a crescere nell'ambito dell'organizzazione, diciamo così, di rete. Le imprese dovranno in qualche modo aggregarsi, crescere di dimensioni, di strutture, di logistica e di servizi, proprio perché questo è quello che ci chiede il mercato, questo è il futuro delle nostre imprese che devono essere tecnologicamente avanzate e fornire all'utente tutta una serie di informazioni che vanno oltre il viaggio,
che gli consentono di capire e conoscere il mondo che lo circonda e i servizi di cui che ha a disposizione, tra i quali anche il nostro, che non è secondo a nessuno.